Bene, bene. Un grande saluto a tutti, mandi a Duc. Eccoci qua nuovamente, questa volta finalmente con una notizia positiva che, tornando dal lavoro, mi sento di condividere con voi assolutamente, vista la sua importanza addirittura internazionale. Dovete sapere che mi sono recato in edicola incuriosito da un annuncio ehm, e ho comprato questo nuovo settimanale friulano e anche friulanofono dedicato fra l'altro alle battaglie sul Messale tradotto in friulano. È interessante, è ancora abbastanza leggero, ma insomma è una novità positiva, questo nuovo settimanale, eh, che questa settimana, eh, a fine marzo, recava in allegato inserto gratuito. Questo è l'inserto gratuito al numero 12 del 29 marzo del 2024, La Voce dei Furlans. Il Friuli è diventato un mensile, sostanzialmente è diventato un mensile che però viene stampato in italiano. Eh, Questo numero è dedicato ad Alboino, re dei Longobardi, e sfogliandolo mi sono accorto che non ci sono solo molti articoli dedicati alla storia in generale, insomma, di questo popolo germanico che insomma ha fatto la storia del Friuli e ha fondato il primo ducato friulano, che non è quello imperiale del basso medioevo, che acquista le prerogative ducali nel famoso 3 aprile del 1077. Il vero e forse addirittura più autentico ducato friulano è invece quello alto medievale, quello che viene affidato dal re Alboino al primo duca del Friuli Gisulfo nel 568, quando i Longobardi entrano in Italia e fondano il loro primo importantissimo, prestigiosissimo ducato longobardo proprio a Cividale del Friuli, ovvero sia Forum Iuli, che come è noto poi darà il nome a tutta la regione friulana. E da quel momento, nei cosiddetti secoli bui, che invece per noi in Friuli sono stati secoli di grande splendore, ecco, è in quel momento che nasce il Friuli, sempre sulle terre aquileiesi e concordiesi, dove già fioriva già da secoli e secoli una potenza ecclesiastica di prim'ordine a livello mondiale, la chiesa madre di Aquileia. Ebbene, è in quel momento che il Friuli diventa anche una istituzione politica. Ecco, quindi i Longobardi per il Friuli sono un momento, cioè rappresentano veramente un momento fondamentale nel vero senso della parola, per cui non posso non segnalarvi quanto ho appreso solo recentemente, mio malgrado, sempre da questo inserto longobardo, chiamiamolo così, ovvero sia di questo importantissimo convegno internazionale di studi sui Longobardi, dedicato a un altro duca che è Grimoaldo,
Grimoaldo, che verrà organizzato proprio nei prossimi giorni, dal 24 al 28 aprile del 2024, il primo giorno a Cividale del Friuli e gli altri a Bottenico di Moimacco, rispettivamente presso la chiesa di San Francesco in città e la villa Claricini Dornpacher nel circondario, nella zona, sempre nella zona, diciamo. E fra l'altro c'è anche un'interessantissima pubblicazione sul recente restauro del famoso tempietto longobardo, che è uno dei gioielli che arricchiscono l'antica capitale del Friuli, la grande città ducale, e che rientra addirittura nel patrimonio dell'umanità UNESCO, tra i siti culturali, insomma, di rilievo mondiale, davvero. Per cui, insomma, non è che non posso esimermi dal segnalarvi insomma, questa occasione davvero, davvero importante, davvero unica, insomma, organizzata proprio sul nostro territorio con il concorso di enti anche accademici davvero molto prestigiosi, col concorso di grandi studiosi di molte materie. Si tratta di un convegno non solamente storico, ma anche artistico e interdisciplinare, potremmo dire, dedicato appunto al VII secolo e diciamo al periodo fondativo non solamente del Friuli, ma anche del potere longobardo in Italia. E qui, sempre all'interno di questo inserto, trovate praticamente tutto il programma di questi 4 giorni, che approfittano anche del ponte di San Marco, no? Per vostra comodità, in descrizione sotto vi ho comunque favorito alcuni link, insomma, che vi consentono di scaricare la locandina del convegno in formato PDF e di approfondire anche la vita di questo importante duca del Friuli, che era figlio di un altro Gisulfo, il secondo, e che era sopravvissuto all'invasione degli Avari, che avevano distrutto tantissimi castra riferiti, insomma, nominati, citati anche da Paolo Diacono nella famosa Historia Langobardorum. Insomma, è davvero un'occasione unica di approfondimento di quelle che sono le nostre più profonde radici, perché i Longobardi davvero sono stati decisivi nel fornire anche un imprinting fondamentale a quello che è l'attuale popolo friulano. Alcuni fossili longobardi si trovano anche conservati, insomma, nella lingua friulana, nella toponomastica friulana, ad esempio. Insomma, è un popolo che davvero, davvero ha forgiato il Friuli nel vero senso della parola, insomma, in tutti i sensi. Non possiamo non approfittare per fare una visita ai luoghi longobardi e abbeverarci a tutta questa cultura che è stata preparata per noi, approfittando anche del ponte del 25 aprile, il 25 aprile che è una festa molto importante in Friuli, non solamente in quanto festa anche civile, c'è anche un bellissimo ponte, fra l'altro quest'anno, casca bene, diciamo, la giornata che è rossa sul calendario per tutti, non è solo tuttavia diciamo, il ricordo della liberazione dal nazifascismo, ma è proprio la festa di San Marco, anche da un punto di vista ecclesiastico. San Marco che per la chiesa di Aquileia è il primo evangelizzatore,
è il primo evangelista, è l'evangelista per eccellenza, il segretario di San Pietro, che proprio ad Aquileia, secondo la tradizione, ha steso questa sintesi delle omelie del primo Papa, che lo aveva inviato a evangelizzare l'Italia superiore nella metropoli alto-adriatica di Aquileia, che già allora era una delle principali città dell'impero. E San Marco è colui che sceglie il primo vescovo della città, il famoso Sant'Ermacora, vescovo e martire di Aquileia, protovescovo e protomartire di Aquileia, patrono anzitutto del Friuli, ma poi anche della regione, e, ad esempio di molti centri come la città di Aquileia o la città di Udine, per fare solo degli esempi. Ma insomma sono patroni fondamentali anche per tutte le chiese del Friuli, da Gorizia a Concordia, Pordenone, passando per Udine. E, dicevo, approfittando di questa festa importantissima per il Friuli, abbiamo il mercoledì 24 aprile l'inaugurazione dei lavori a Cividale del Friuli presso la chiesa di San Francesco, sia al mattino sia nel pomeriggio, mentre successivamente si passerà, diciamo, a Bottenicco, in comune di Moimaco, presso la villa dei Claricini Donald Parker, per gli altri 3 giorni di lavori ininterrotti sia al mattino sia al pomeriggio. Iniziano alle 9:15 al mattino e alle 15 nel pomeriggio di tutti questi giorni, fino a sabato compreso, fino al 27 aprile del 2024. Per cui ci sarà poi un giorno di recupero, un giorno di rientro e perché no anche un giorno di visita alle nostre bellezze, che sarà la domenica 28 aprile, che chiuderà questo ciclo davvero, davvero importantissimo e da divulgare il più possibile, da raccomandare. Vi chiedo scusa se me ne sono accorto così tardi e solo adesso sono riuscito a far girare questa voce e niente, insomma, faccio comunque il possibile per come dire, favorire in ogni modo la buona riuscita di questo gran lavoro, per il quale fin d'ora, insomma, mi complimento e ringrazio. Niente, scaricatevi il materiale che vi è segnalato qui sotto in descrizione, approfittate anche di questi link per come dire, far conoscere questo evento a tutta la cittadinanza, a tutta la nostra società civile regionale e non solo. Grazie e mandi a tutti.